Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla live del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo del disimpegnatore, visto che ho avuto parecchie richieste, che non riuscivano a capire cos'era questo simbolino. Questo simbolino qui, magari per le persone che, hanno raggiunto il Marietto Veneziano negli ultimi mesi e non hanno potuto vedere le altre pillole o le pillole di istruzione che ho messo nel canale YouTube. Ne ho messe più di 1200 di pillole, di cui 60 lezioni radionica e radiestesia basic. Quindi chiunque vuole andare a approfondire, ciao Eva, grazie di avermi salutato e grazie per il buon anno. Quindi stasera e oggi quindi parleremo di questo simbolino, che ha tantissimi anni ed è sempre stato utilizzato come disimpregnatore contro energie congeste e, come si suol dire, ehm, insomma, tutto ciò che è negativo e tutto ciò che può intasare a livello eterico il corpo eterico. Quindi questo disimpregnatore generalmente lo si usa ad esempio per disimpregnare ad esempio anelli, braccialetti, portachiavi, soldi, candele. Prima di operare, se avete visto le varie pillole del vostro maledetto veneziano, prima di operare con le candele, prima di inizializzarle, prima di battezzarle, consacrarle, vitalizzarle, si usa sempre il disimpregnatore. Si mettono qui, si chiede al pendolino per quanto tempo e poi si lascia. Ciao Maria, ciao Maurizio, grazie di avermi salutato, buonasera. Quindi questo è il disimpregnatore che poi il vostro marietto, no? Ho avuto, tra virgolette, un colpo di, capite, di genio e l'ha messo in qualsiasi circuito targato marietto veneziano e non. Quindi quando vedete questo simbolino vuol dire che questo circuito è sempre disimpregnato, sempre pulito da spurie. Poi vorrei vedere l'ultimo nato da Hildegard Marietto Veneziano, che è questo qui. Vedete che c'è sempre il simbolino che pulisce sempre il campo eterico di questo circuito. Tutti i circuiti del Marietto Veneziano sono praticamente sempre puliti, non bisogna stare lì a girare il ditino, insomma tutte quelle cose che girano oggi nel web, nei social, da New Age. No? Quindi con questo circuito praticamente i vari circuiti targati Marietto Veneziano vengono praticamente puliti nel campo eterico. Poi un'altra domanda che alcuni fanno, ma io quando uso il sì e no influenza troppo praticamente la risposta del pendolino. Allora, quando uno prende questo circuito e fa la domanda sì e no, per trovare una pace mentale, ciao Scudo, ciao Bruno, arrivi con un macchiato, grazie Bruno. Devi sempre entrare in una pace mentale. La pace mentale si raggiunge in modo più semplice con Om. Om. Si ripete 2 o 3 volte, magari se uno è un po' a chiacchierio mentale, lo fa magari per qualche minuto e poi fa la domanda al pendolino e aspetta la risposta chiaramente. Quindi quando vedete questo simbolino, sempre disimpegnatore, il vostro circuito è sempre pulito. Invece, alla domanda qual è il simbolino, adesso in questo momento non ho qui dei circuiti a mano, che indica la possibilità di togliere il polo nord e il polo sud, è il piccolo cerchietto con dentro l'OM, proprio perché queste energie benefiche dentro questo cerchio impediscono di cercare, no, non impediscono, favoriscono il fatto di poterlo posizionare in qualsiasi punto cardinale del circuito. E poi vi ricordo un'altra cosa, i circuiti radionici funzionano senza la luce perché lavorano con la luce eterica, quindi il giorno e la notte, la luna è a livello magico invece si può utilizzare la luna per rinforzare o per allontanare i vari, come si suol dire, i vari riti, no? Si usa la candela vitalizzata e il circuito. In alcune pillole ho fatto vedere dei riti di abbondanza, dei riti di avvicinamento, di allontanamento, e si usa sia la candela che il circuito, però fondamentalmente il circuito non ha bisogno delle candele, sono due modi differenti e il Marietto Veneziano e il Hildegard hanno unito queste due, come si suol dire,
queste 2 forze e le hanno unite. Quindi ripeto ancora, questo disimpegnatore, vedete, quando lo vedete dentro o collegato a un circuito, vedete tutto il perimetro, viene praticamente sempre tenuto pulito il circuito. E in questo caso qua, vedete, pulisce tutto questo qua, lavoro, questo circuito radionico, che serve in questo caso qui per ripulire, dare la ricarica energetica al corpo. Vi ho già spiegato che basta mettere sopra uno scritto del proprio nome e cognome e lasciarlo lì fin quando almeno minimo un mese, oppure chiedete al pendolino il tempo che avete bisogno voi per essere ripuliti e ricaricati a livello energetico. Penso di aver detto tutto, cari amici. Proprio ho dovuto rispondere velocemente a una mia amicizia di un gruppo che si era fatto il punto di domanda: come mai metto sempre nei circuiti radionici Marietto Veneziano questo simbolino. È il simbolino del disimpregnatore, cioè praticamente questo simbolino pulisce e tiene sempre pulito tutti i circuiti. Bene, vi ricordo che nel sito capitano.it c'è una sezione in cui potete scaricare 20 ebook gratuiti. Il Marietto Veneziano vi ha dato all'umanità più o meno 150.000 libri, ebook scritti con le spiegazioni, e in più c'è una sezione a pagamento per, per chi vuole qualche servizio in più professionale. C'è, oggi il De Garda e il Marietto Veneziano l'hanno abbellito, l'hanno arricchito con alcune informazioni supplementari. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale di Hildegard, il canale Marietto Veneziano, e domani sera alle 21:30 abbiamo Hildegard con le sibylle interattive gratuite. Mercoledì abbiamo Marietto Veneziano alle 21 e venerdì abbiamo, saremo in zona rossa, scherzo. Venerdì avremo alle 21:30 ancora Hildegard con le sibylle interattive gratuite. Grazie cari amici, ciao Antonio, grazie di avermi, come si dice, essere venuti a vedermi a quest'ora. Grazie e alla prossima, ciao.